Radio Magica presenta. Sai perché Pordenone è famosa nella storia? Pordenone è una città fondata intorno all'anno 1000 sul fiume Noncello. Il fiume era come una strada fatta d'acqua su cui navigavano mercanti e viaggiatori. Sulle sue sponde si costruiscono mulini e officine. È così che nasce un piccolo porto chiamato Portus Naonis, dal quale deriva il nome Pordenone. Il villaggio diventa un borgo fortificato con torri e mura a difesa. Dal 1278 al 1508 la città diventa di proprietà dei duchi d'Austria, mentre tutte le terre che la circondano appartengono al Patriarcato di Aquileia, una vasta regione controllata da un vescovo molto potente chiamato Patriarca. Carri, mercati medievali, persone che comprano e vendono stoffe, legno e spezie. Grazie al fiume, Pordenone diventa una città ricca. Il mercato si tiene in piazza, davanti a una chiesa che nei secoli diventerà la più importante della città, il Duomo. Agli inizi del 1500 Pordenone passa sotto il dominio veneziano. È un periodo di grande splendore che ancora oggi si può ammirare guardando i magnifici palazzi di Corso Vittorio Emanuele. All'epoca la strada si chiamava Contrada Maggiore. In quegli anni il Duomo viene decorato con affreschi e dipinti realizzati da uno dei pittori più famosi del Rinascimento italiano. L'artista, nato proprio in città, si chiama Giovanni Antonio de Sacchis, ma tutti lo conoscono come il Pordenone. Nel 1866 la città entra a far parte del Regno d'Italia. Sono gli anni in cui inizia lo sviluppo economico. Pordenone diventa un centro importante per l'artigianato e la lavorazione dei tessuti. Nel Novecento si sviluppano grandi industrie che cambiano il volto della città. Nasce in quegli anni la fabbrica di Antonio Zanussi, che i pordenonesi chiamano affettuosamente il Signor Toni. La sua officina fumisteria fabbrica e ripara stufe a legna. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la produzione industriale si arricchisce di prodotti moderni, come ad esempio le lavatrici e le stufe elettriche. Sono gli anni del boom economico che portano innovazione e migliorano la vita delle persone. Oggi Pordenone è una città ricca di cultura. Ospita festival famosi come Pordenone Legge, la festa del libro e degli autori, le giornate del cinema muto e il Palazzo del Fumetto. Passeggiando sotto i portici del centro, tra palazzi affrescati e scorci sul fiume, si può sentire il fascino della lunga storia della città. Pordenone nel tempo ha saputo trasformarsi e cogliere le occasioni per diventare una vera e propria capitale della cultura italiana.